Lorenzo, io ho trovato un film estremamente commovente e credo che alla base di questo film ci sia l'emozione, no? E credo che forse sia questa la formula giusta per saper raccontare un film che sappia emozionare, anche se il protagonista poi è un asinello che non può parlare, non credi? Sì, assolutamente, credo che proprio la forza di questo film è il fatto che riesce ad emozionare e a sensibilizzare su dei temi che sembrano scontati, ecco. Infatti credo che sia estremamente attuale questo film perché fondamentalmente è un film, a mio avviso, se vuoi, politico, perché il regista racconta una storia di empatia ma anche di violenza attraverso gli occhi appunto di un animale che noi diamo molto per scontato. In realtà credi che dovremmo un pochino di più imparare a essere empatici non soltanto con l'uomo ma anche con appunto gli altri esseri viventi che ci circondano? Sì, assolutamente, assolutamente, questo film è un film che denuncia tutte le atrocità e le cattiverie che l'uomo fa sugli animali e sì, credo che poi il film serva proprio a farti ponere delle domande e il fatto che stia piacendo così tanto, che anche la stampa e i vari premi che sta riscontrando ci fa molto piacere perché vuol dire che il messaggio poi è arrivato. Il regista ha raccontato che per convincere i vari asinelli che c'erano sul set a fare quello che voleva lui, fondamentalmente ha dovuto utilizzare dolcezza verbale e fisica. Per te com'è stato rapportarti con questo appunto compagno di set un po' inusuale? È stato figo, è stato molto divertente, devo dire. E io fortunatamente ci siamo trovati subito bene con l'asino con cui avevo la maggior parte delle scene, perché erano 6 asini in tutto, io però ho girato principalmente con 2. E devo dire, non so perché forse è una questione di odore, non lo so, però devo dire, io e lui facevamo proprio delle belle conversazioni, sia durante il set sia off camera. Ci ho passato tanto tempo, devo dire. Sono animali fantastici, molto intelligenti, molto testardi, quindi a volte era pure complicato perché poi se non volevano fare una cosa non la facevano a un certo punto. Quindi eri anche tu che dovevi adattarti a loro, appunto. Infatti ci sono molte scene dove abbiamo improvvisato battute o cose a seconda di quello che faceva l'asino. Sì, però è stato molto divertente, devo. La natura stessa del film ci fa sapere pochissimo dei vari personaggi che io incontra nel suo viaggio. Noi possiamo solo immaginarlo dalle informazioni appunto che ci vengono date. Percepire Tu come l'hai appunto immaginato il passato di questo tuo prete sui Beh, generis? io guarda, con Jersey, con il regista abbiamo parlato tantissimo di tutta la backstory di Vito e in generale di tutta la backstory di tutti gli altri personaggi. Io ho chiarissimo chi è lui, da dove viene, che rapporto aveva con suo padre, dov'è suo padre, dov'è la sua vera madre e sì, ovviamente il regista ci teneva molto che noi avessimo in testa tutte queste cose, perché effettivamente poi mi è sembrato proprio di conoscerlo e una volta che dovevo interpretarlo è stato tutto in discesa. E com'è stato lavorare con un regista del genere che insomma ha una filmografia molto importante e particolare e poi vabbè con un'icona come Isabelle Huppert? Beh, è stata sicuramente una delle esperienze più belle della mia vita, più costruttive, stimolanti e oltre ad essere un onore è stata anche una vera e propria scuola per me, perché solo il fatto di vedere come si muove un regista, un maestro come Jerzy Skolimowski, un'attrice come Isabelle Huppert è stata per me un'occasione per guardarli e rubare più cose possibili. Grazie mille. Grazie a te.